Grazie, buonasera, spero che mi sentiate. È un piacere essere di nuovo qui agli Stati Generali della terza età. Quest'anno appunto in veste diversa rispetto all'anno scorso come consigliere del CNEL. E, e parto dando un inquadramento su alcuni grandi cambiamenti del nostro tempo che vanno letti in maniera eh, adeguata ed intrecciata. Mi date un riscontro che vedete le slide proiettate, così sono sicuro che mi sentite e tutto funziona. Vedete? Sì, vada, professore, la Perfetto. sentiamo e la vediamo. Ok, vado tranquillo allora. Allora, velocemente, tre grandi cambiamenti, e vedrete nelle prossime tre slide tre curve che si intrecciano. Questa è quella ben nota a livello mondiale, dal 1950 al 2050, noi siamo proprio al centro di questa inversione con gli over 65 a livello planetario che superano gli under 5 e quindi dobbiamo costruire una società e quindi anche un'economia come non è mai esistita prima. Per tutta la storia dell'umanità noi abbiamo fatto funzionare società ed economia basata su un'ampia presenza abbondante di giovani e questo non sarà più vero, i giovani saranno una risorsa sempre più scarsa e mentre appunto avremo una lunga vita da poter vivere bene, però mettendoci nelle condizioni che il modello sociale e anche economico funzioni con una struttura che sarà completamente cambiata. Inoltre c'è un altro grande cambiamento epocale dei nostri tempi, che è quello della popolazione urbana che supera la popolazione rurale. Anche qui quindi una trasformazione che va presa in considerazione perché appunto si associa a condizioni, stile di vita, aspetti sociali che mutano profondamente come li abbiamo vissuti finora e gli equilibri anche fra città e territorio come sono stati vissuti fino ad adesso. Terza slide con curve che si ribaltano è il fatto, questa è l'Europa e questo è il saldo tra nascite e decessi. L'Europa come dire, popolazione in crescita, come sempre stata in passato, con nascite più abbondanti dei decessi, ha visto esaurirsi questa fase, quindi con le nascite che non sono più abbondanti dei decessi e nella fase più recente c'è appunto il fatto che i decessi superano le nascite perché la popolazione anziana, non perché la mortalità come rischio sia aumentata, ma perché appunto aumenta non solo gli anziani, ma i grandi anziani, over 80, over 90, e questo appunto si associa comunque a condizioni di maggiore fragilità che portano ai decessi, quindi alle malattie, quindi a condizioni di salute a peggiorare, i decessi ad aumentare, quindi nonostante sia sempre più a lungo, comunque la quantità di popolazione che arriva nelle età molto avanzate è crescente. D'altra parte la riduzione della natalità di per sé porta anche una riduzione della popolazione non solo in età lavorativa ma anche nell'età in cui si è genitori e questo, nonostante ulteriormente alla bassa natalità, porta ad avere meno nascite, non solo perché la fecondità è bassa e rimane bassa, e in Italia particolarmente bassa, ma anche perché si riducono i potenziali genitori. Quindi questi sono grandi cambiamenti che aprono a condizioni diverse fino a come le abbiamo finora vissute. E queste hanno forti implicazioni sia nei cambiamenti territoriali sia appunto nei rapporti tra quantitativi e quindi anche qualitativi tra generazioni. Come abbiamo detto, la popolazione delle città e delle grandi città ha superato la popolazione delle aree rurali, questo è un focus poi più specifico all'interno dell'Europa, però teniamo presente che comunque le aree rurali all'interno dell'Europa, ma anche all'interno di ciascun paese europeo, rappresentano la grande maggioranza del territorio. Oltre il 75% del territorio europeo è all'interno dei comuni delle aree rurali e lo è anche il 61% in Italia, il che vuol dire che la sicurezza del territorio è un presidio che va garantito appunto rispetto alla condizione in cui si trovano le aree rurali, quindi diventano fondamentali strategico poter garantire sicurezza e presidiare il territorio
che però appunto si trova all'interno di una condizione di fragilità che rischia di diventare crescente. E all'interno delle aree che sono in maniera predominante rurali, non solo all'interno di un contesto di popolazione che si riduce, e in Italia la popolazione dal 2014 è in continua diminuzione, poi lo vedremo anche più dettagliatamente, e anche quella europea abbiamo detto che va verso la diminuzione nonostante l'immigrazione, che non è più compensativa rispetto ai divari tra nascite e decessi, e quindi la popolazione italiana e europea ha perso la capacità endogena di crescere, ma anche la componente esogena non è più sufficiente per poter compensare la riduzione, e inoltre appunto, e questo è ancora più accentuato all'interno delle aree rurali, e la popolazione appunto va verso uno sbilanciamento verso la popolazione anziana, una riduzione di popolazione giovanile, e anche questo è più accentuato nelle aree rurali, quindi che si riducono di più, in cui la popolazione più giovane, lo vedete nel grafico in basso a sinistra, ancora di più si riduce rispetto agli altri contesti, e la popolazione anziana ancora di più aumenta, e quindi vuol dire che la concentrazione di squilibri demografici e di invecchiamento della popolazione tende a essere appunto più concentrata nelle aree interne del territorio. Eppure queste aree hanno comunque, oltre a svantaggi, perché possono presentare minori opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, più deboli infrastrutture, minore accesso ai servizi pubblici, ne avete anche parlato in relazioni precedenti, carenza di connettività e di collegamento, però offrono vantaggi: più spazio, migliore qualità della vita, senso di comunità, del paesaggio naturale, un migliore rapporto con l'ambiente, minori costi, comprese le abitazioni, minore congestione, minore inquinamento, e quindi vuol dire che dobbiamo avere presente che ci sono delle condizioni attrattive anche nei confronti dei giovani, che le rendono per molti versi anche migliori rispetto alle grandi città, verso cui i giovani vanno per motivi di studio e di lavoro, ma su altri aspetti le città sono meno preferibili rispetto alla vita e alla possibilità di vivere fuori dalle grandi città. E quindi questo è un aspetto che va preso in considerazione e che va quindi valorizzato, perché offre potenzialità. Quindi all'interno guardando le previsioni verso quale situazione stiamo andando, allora sicuramente la popolazione italiana va a diminuire. Qui avete le previsioni Istat nei vari orizzonti temporali. Vedete, ci mettiamo anche al 2050, anche prendendo le ipotesi, non solo quella mediana, che è quella evidenziata in blu, ma anche quella più favorevole, comunque la popolazione tende a diminuire. Inoltre, le previsioni anche più articolate fatte all'interno del territorio fanno vedere che questa diminuzione, e i comuni insomma maggiormente in declino, saranno soprattutto quelli delle aree interne. Però attenzione, queste sono previsioni e non è detto che siano... Allora, sicuramente la popolazione italiana andrà a diminuire per vari motivi, perché appunto abbiamo detto la capacità endogena di crescere ormai l'abbiamo persa per gli squilibri strutturali che abbiamo, quindi anche se portassimo la fecondità italiana sui livelli tra i più alti in Europa, la popolazione non tornerebbe ad aumentare. Però è vero che la distribuzione sul territorio invece è un'incognita molto più ampia, che non dà per scontato che quindi da un lato che si vada verso lo scenario mediano o verso lo scenario alto, e che gli squilibri territoriali vadano necessariamente ad accentuarsi. Due elementi quindi da prendere in considerazione: il primo è quale sarà nei prossimi anni la natalità, perché appunto i dati sicuri sono quelli sull'invecchiamento, ma l'incertezza è invece sull'andamento che avranno le nascite, e poi quello che è l'incognita ancora più rilevante è la mobilità dall'estero e la mobilità interna. E anche qui le cose non sono così scontate, anche perché le aree interne e rurali e anche montane sono molto differenziate tra di loro, e comunque dimostrano, una parte rilevante, dimostra una forte capacità, insomma, sensibile capacità attrattiva. Nel grafico a sinistra vedete quanti sono i cittadini tra i 25 e i 39 anni, quindi sostanzialmente giovani, che emigrano dalle aree interne verso i grandi centri, che è in crescita, ma nel grafico a destra vedete che c'è anche il viceversa, che molte aree interne stanno attraendo, e anche la capacità attrattiva interna, cioè delle aree interne rispetto ai grandi centri, è in crescita. E ovviamente la scala è diversa, però vuol dire che potenzialità e possibilità per favorire gli elementi attrattivi delle aree interne ci sono, e su cui si può ragionare e si può lavorare ulteriormente. Quindi
il quadro va letto nei suoi aspetti di invecchiamento in corso, di mitigazione degli effetti dell'impatto dell'invecchiamento, ma anche di come sarà accentuato o meno questo invecchiamento, quindi la possibilità di agire sul fatto che possa essere crescere maggiormente oppure in maniera più contenuta, e questo riguarda quindi l'importanza, uno, di investire sulla buona salute, quindi se aumenterà la popolazione anziana è perché aumenta anche la longevità, e se aumenta la longevità è possibile anche, e si deve fare, perché poi questo ha vantaggi sia per i singoli sia per la sostenibilità sociale, quello di mettere le persone nelle condizioni di vivere bene in salute a lungo, e dall'altro però contemporaneamente anche mettersi nelle condizioni perché i servizi anche per i giovani, che consentono a loro di poter essere ben inseriti nel territorio in cui vivono, poter lavorare e poter avere servizi adeguati anche per come organizza la loro vita, per la qualità della vita e per eventualmente formare una famiglia con figli, devono essere garantiti. E vado a chiudere quindi con una slide che è presa da due mappe. Quelle precedenti sono prese da un mio libro che esce oggi, ma questo invece da il rapporto del CNEL dell'Osservatorio Nazionale sui Servizi Sociali Territoriali, che pubblichiamo ogni anno e che verrà presentato il 14 di questo mese al CNEL, e che fa vedere in maniera molto chiara che dove c'è maggior benessere ci sono maggior servizi per tutti, sia per le famiglie, sia per i più giovani, cioè la mappa a sinistra, che per la popolazione più matura, anziana, a scala a destra. Vedete, le due geografie sostanzialmente sono sovrapponibili, quindi vuol dire che dove c'è maggior benessere, questo è legato a maggior servizi che riguardano in generale tutte le fasi della vita e tutte le componenti. Il problema è che non riusciamo attualmente a garantirlo su tutto il territorio nazionale. Mi fermo qua, grazie. Grazie del contributo del professor Rosina e del CNEL, buon lavoro, grazie della sua disponibilità, professore.